Si svolgeranno pomeriggio i funerali delle vittime a Ravanusa, diretta di Rai 1. Incontro tra gli abitanti di San Leone con il sindaco per la soluzione delle alte cartelle IMU in arrivo sui terreni ai loro proprietari. In aumento i contagi in Sicilia, diversi comuni colpiti dell'Agrigentino, anche il sindaco di Santa Elisabetta, Mimmo Gueli. Al via ad Agrigento in provincia le manifestazioni natalizie. Il Licata pareggia con la San Cataldese. E benvenuti con l'appuntamento odierno del nostro telegiornale TV Notizia. Apriamo oggi con la tragedia di Ravanusa. Si svolgeranno infatti oggi pomeriggio i funerali delle vittime della tragedia che ha colpito sabato scorso i 9 abitanti del luogo. La cerimonia sarà trasmessa in diretta anche dalla rete ammiraglia della RAI, dal piazzale antistante la Chiesa Madre, con il commento di Giuseppe Laveni e Giacinto Pinto. La messa in memoria delle vittime sarà partecipata dall'arcivescovo di Agrigento, Monsignor Alessandro Damiano. Tra le autorità presenti anche il ministro alle infrastrutture Giovannini e Fabrizio Curcio, capo della protezione civile. Prevista anche un'ampia rappresentanza dei sindaci della nostra provincia. Il servizio. Saranno celebrati oggi pomeriggio alle 16:30 nel piazzale antistante la Chiesa Madre di Ravanusa i funerali solenni per le 9 vittime dell'esplosione avvenuta qualche giorno fa. Saranno presenti anche il ministro alle infrastrutture Enrico Giovannini, il capo della protezione civile Fabrizio Curcio. A officiare le esequie sarà l'arcivescovo di Agrigento Don Alessandro Damiano. Intanto, per commemorare le vittime dell'esplosione, il presidente della regione siciliana Nello Musumeci ha disposto una giornata dei funerali che alle 12 venga osservato un minuto di silenzio negli uffici dell'amministrazione regionale, incluse le società partecipate e gli enti sottoposti al controllo della regione. I funerali saranno trasmessi in diretta dal piazzale antistante alla Chiesa Madre su Rai 1 alle 16:20 in poi, a cura del TG1, con il commento di Giuseppe Laveni e Giacinto Pinto. Intanto un portavoce di Italgas Reti informa che a fronte dell'evacuazione dei residenti nella zona sottoposta a sequestro a Ravanusa per garantire il massimo livello di sicurezza, la società ha deciso di mettere temporaneamente fuori servizio le tratte della rete di distribuzione presenti nell'area sottoposta al sequestro. A tutela della collettività, tecnici della società attiveranno specifici cantieri nelle seguenti zone: via Savonarola, angolo via Tommaso d'Aquino, via Trilussa, angolo via Savonarola, via della Pace, via Trilussa, angolo via Cicervacchio, nei cortili Civico 202, via Galileo Cortile Civiche 204. I lavori si concluderanno entro la mattinata di domani, ha concluso il portavoce di Italgas Reti. E un incontro si è svolto stamani presso il comune di Agrigento tra il primo cittadino e i proprietari dei terreni a San Leone, che pagano delle alte aliquote IMU molto esose per via della loro edificabilità. All'incontro ha partecipato anche il ragioniere capo di Agrigento Mantione e l'ingegnere Paolo Di Loreto. Noi abbiamo seguito l'evento, il servizio. Un importante incontro si è svolto stamani al comune di Agrigento con il sindaco Francesco Miccichè e numerosi abitanti della città, proprietari di appezzamento di terreno nelle zone marinare di San Leone, che sono costretti a pagare cifre esorbitanti per via dell'alta valutazione che viene data ai terreni trasformati dal comune da agricoli inedificabili, sulla carta, ma che di fatto non si può costruire nulla, sia per la crisi che incombe da diversi anni, per gli indici di edificabilità che ne impediscono la realizzazione e una serie di altre normative tecnico-urbanistiche. All'incontro ha partecipato anche un ingegnere di Catania, Paolo Di Loreto, chiamato direttamente dal sindaco, che ha dato delle valutazioni tecniche su come e cosa fare per edificare. Presente pure il ragioniere capo del comune di Agrigento, dottore Mantione. In questi giorni stanno arrivando anche le notifiche di cartelle esattoriali risalenti agli anni precedenti, ma che difficilmente la gente potrà pagare, in quanto troppo esose, nella speranza che si possa trovare una soluzione immediata e fattiva per una sospensione e una rimodulazione delle tariffe IMU, che al momento sono equiparate più ai terreni di Dubai che alla nostra realtà. Voglio anticipare che mi sembra che dal 2011 tutto è fermo
e oggi forse per la prima volta questa amministrazione comunale si sta prendendo a cuore veramente delle problematiche dei nostri cittadini che hanno terreni che erano edificabili e ora non possono più edificare e continuano a pagare tributi di un notevole importo. Io già ho dato incarico sia ai miei uffici ma anche a un consulente esterno che è l'ingegnere Di Loreto, esperto in materia, che già sta lavorando sul nuovo piano, sul piano regolatore e anche sulla problematica dei terreni C3, D3, C4, sicuramente per venire incontro a tutti i miei concittadini. A breve vi daremo delle risposte. E siamo davanti a questo paradosso, praticamente dal 2009 tutta una zona che è abbastanza corposa, dal villaggio Mosè a scendere, tutta una serie di proprietari sono chiamati a pagare l'IMU come zona edificabile, anche se in pratica edificabile non lo è. Il Comune di Agrigento non rilascia alcuna concessione, non rilascia alcuna autorizzazione edilizia. Sta cosa perdura già da oltre 15 anni e per contro sempre il Comune di Agrigento chiede il pagamento del tributo IMU con accertamenti che alle volte superano anche 20.000 euro. Praticamente significa impoverire o comunque mettere in condizioni veramente rischiose i proprietari. In povertà, diciamo. In povertà, sì, praticamente significa impoverire un pochettino tutte queste persone. Fino ad ora questa vicenda non siamo riusciti a farla saltare, nel senso a farla ritrattare, non abbiamo avuto possibilità perché le passate amministrazioni hanno dato poco riscontro a questa vicenda e hanno continuato a macinare cartelle e accertamenti tributari. Questa amministrazione almeno ha messo un attimo un orecchio più attento. Mi pare che in pratica ancora non si smuove niente, questo è un problema burocratico, però vedremo di dare più forza a questa interpretazione o comunque questa condivisione con la parte politica per vedere di risolvere questo problema, che in ogni caso non è più tollerabile, a tutti i livelli non è più tollerabile, perché significa per 10 anni o 15 anni come possiamo fare i conti, significa praticamente gente che ha già 100.000 euro, 50.000 euro di debito contro il comune, nei confronti del comune e senza poter difendersi, assolutamente niente. Che risposte si possono dare ai tanti cittadini vessati purtroppo da anni da cartelle settoriali per un terreno che è edificabile ma in realtà per vari motivi tecnici, anche per momenti di grossa carenza economica, c'è una grossa crisi, insomma devono pagare, arrivano le ingiunzioni, cosa si può fare? Come le può venire incontro? L'aspetto fiscale non è di mia competenza, ahimè non posso dare risposte sotto questo profilo. Sicuramente dal punto di vista urbanistico io ho verificato che ci sono tutte le premesse per poter operare, sia su iniziativa pubblica, ovvero molto meglio, che può essere molto più veloce, su iniziativa dei privati. I privati devono però, applicando il principio perequativo, capire che la necessità e l'opportunità di consorziarsi per fare proposte quanto più ampie possibili, in modo da far collimare l'interesse privato con l'interesse pubblico. Tutto qui. Bisogna un po' scendere dal concetto di roba, tra virgolette, che ci ha sempre attanagliato e comprendere che invece è bene operare in ambiti più vasti. Ma il diritto edificatorio previsto dalle norme è in proporzione alla superficie di ogni proprietario, quindi nessuno viene leso nel diritto edificatorio che deriva dalla propria proprietà. È consapevole che la valutazione delle aree edificabili nel territorio di Agrigento va rivalutata alla luce delle lentezze che ci sono nella effettiva edificabilità, per cui i valori che sono stati determinati a suo tempo e che comunque sono soggetti di rivalutazione in diminuzione anche in considerazione di questi fatti, quando si fa il contraddittorio con i contribuenti, quando si valuta nello specifico la posizione di appetibilità di un'area o meno, sono tenuti in massima considerazione proprio nella considerazione che
che la pretesa tributaria può essere effettivamente onerosa per queste fattispecie. Istituisca una commissione composta dagli esponenti del Comune, dell'Agenzia del Territorio, delle agenzie immobiliari e degli ordini professionali, in cui si dia un contributo per una stima a valore di mercato delle aree. E passiamo ora alle notizie sulla pandemia, sul Covid-19. I comuni di Castrofilippo in provincia di Agrigento, Marianopoli in provincia di Caltanissetta, Motta Sant'Anastasia a Catania, Terme Vigliatore, Scaletta Zanclea a Messina, da sabato 18 a lunedì 27 dicembre saranno in zona arancione. Questo lo prevede l'ordinanza firmata dal presidente della regione Nello Musumeci su proposta del Dipartimento regionale ASOE. Il provvedimento è stato preso a causa dell'alto numero di positivi in rapporto ai vaccinati. Le misure restrittive anti-Covid sono attualmente in vigore fino al prossimo 20 dicembre anche a San Michele di Ganzaria e Militello Val di Catania in provincia di Catania e Itala nel Messinese. E intanto il presidente della regione Nello Musumeci si è recato in visita presso l'hub vaccinale di Palermo, dove si è dato il via alle vaccinazioni per i bambini. Compiere un atto d'amore nei confronti dei propri figli, nei confronti dei bambini, che stanno dimostrando di essere a volte più coraggiosi dei grandi, degli adulti. È importante dover prevenire. Noi ancora in Sicilia siamo lontani dalla zona di emergenza e appunto per questo dobbiamo attrezzarci per sperare di restare lontani dalla zona di emergenza. I bambini sono più fragili, più vulnerabili e coprire la fascia dai 5 agli 11 anni diventa un passaggio fondamentale in questa vasta campagna di prevenzione che almeno finora ci ha tenuti esclusi dalle particolari emergenze che invece si registrano in altre regioni italiane. Voglio fare appello alle famiglie, ai genitori a non avere assolutamente alcun timore, anzi l'unico timore che dobbiamo alimentare è nei confronti del virus, non nei confronti del vaccino. Quindi avanti con le prenotazioni. Mettiamo al sicuro anche i nostri bambini, i nostri figli, i nostri nipoti e potremo guardare al Natale e alle festività con ragionevole serenità pur nell'assoluto rispetto delle norme. E sempre in merito al Covid-19 anche il sindaco di Sant'Elisabetta, Mimmo Gueli, viene contagiato dalla pandemia. I dati nel piccolo comune di Agrigento sono purtroppo in continuo aumento. Per Mimmo Gueli la velocità con cui il virus si sta allargando rappresenta per tutti un dato di forte allarme, dunque non bisogna cullarsi e abbassare la guardia anche se si è vaccinati. E questo è il commento del primo cittadino di Sant'Elisabetta. E sono stati esaminati alla prefettura di Agrigento i progetti per l'installazione di impianti di videosorveglianza presentati da vari comuni della provincia. Il servizio. Si è svolto in prefettura di Agrigento una riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica integrata con la presenza di un funzionario della zona telecomunicazioni della Polizia di Stato per la Sicilia occidentale per analizzare le specifiche tecniche dei progetti presentati dai 14 comuni in provincia partecipanti al bando emanato dal Ministero dell'Interno finalizzato all'installazione di impianti di videosorveglianza i cui rappresentanti hanno partecipato all'incontro in videoconferenza. Di tali 13 comuni avevano già sottoscritto i patti per la sicurezza urbana nel 2018, mentre uno lo ha sottoscritto contestualmente alla presentazione del progetto, che sono stati valutati positivamente dal Comitato Provinciale sotto il profilo dell'opportunità di installare impianti di videosorveglianza in considerazione dell'apporto preventivo fornito in relazione al compimento di azioni delittuose sia nell'ottica di un eventuale intervento repressivo. Sotto l'aspetto tecnico i 13 progetti sono stati valutati positivamente con qualche indicazione circa accorgimenti specifici cui attenersi in fase di esecuzione qualora finanziati, mentre per un progetto non è stato possibile effettuare un'analisi tecnica per carenze specifiche di dettaglio.
Con le forze di polizia è stata inoltre esaminata l'incidenza dei fenomeni di criminalità diffusa nei singoli comuni interessati, considerato un requisito essenziale da trasmettere a corredo dei progetti. Le proposte progettuali, accompagnate da relazioni del prefetto, sono state quindi trasmesse al Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, ove sarà costituita un'apposita commissione per la valutazione degli stessi e quindi l'attribuzione di posizioni in graduatoria secondo i criteri fissati nel decreto del medesimo Ministero dello scorso 9 ottobre. Il prefetto Maria Rita Cocciufa ha espresso condivisione per le proposte presentate, auspicando che le condizioni avanzate dai comuni per la realizzazione degli impianti abbiano utile riscontro al successivo vaglio ministeriale. E passiamo ora alle manifestazioni natalizie, 3 settimane di eventi tra arte, musica, sport e spettacoli. A partire da oggi il Comune di Agrigento, in collaborazione col Distretto Turistico Valle dei Templi e la partecipazione di associazioni e imprese della città, organizza Destinazione Girgenti Natale 2021, 20 giorni di eventi natalizi che animeranno il centro storico e i quartieri fino al prossimo 6 gennaio. I cittadini e i visitatori saranno immersi nel magico clima del Natale tra luminarie, novene, attrazioni, concerti e spettacoli. Il servizio. 3 settimane di eventi tra arte, musica, sport e spettacoli. A partire da oggi, 17 dicembre, il Comune di Agrigento, in collaborazione col Distretto Turistico Valle dei Templi, la partecipazione di diverse associazioni e imprese della città, ha organizzato Destinazione Agrigento Natale 2021, 20 giorni di eventi natalizi che animeranno il centro storico e i quartieri fino al prossimo 6 gennaio. Cittadini e visitatori saranno quindi immersi nel magico clima del Natale tra le luminarie, novene, attrazioni, concerti e spettacoli. Il programma, che sarà presentato più dettagliatamente la settimana prossima dagli assessore competente Ciulla nel corso di una conferenza stampa, si è aperto con le tradizionali novene e proseguirà oggi, 17 dicembre, con gli spettacoli dell'Opera dei Pupi a cura della compagnia marionettistica dei Fratelli Napoli, 3 gli appuntamenti consecutivi all'Oratorio Don Guanella della Chiesa della Madonna della Provvidenza, 16, 17, 30 e 19. Sempre oggi alle 17 sarà possibile salire sul trenino di Babbo Natale per il divertimento dei bambini, quindi lo spettacolo dei tampolieri e la tombola con i premi a Porta di Ponte. Domani, sabato 18 dicembre, sempre alle 17, ricomincerà il divertente tour del trenino di Babbo Natale. Alle ore 18 al Collegio dei Filippini il concerto Le Melodie dell'Amore. Seguiranno le novene, lo spettacolo degli angeli luminosi con Babbo Natale, cui i bambini a Porta di Ponte potranno consegnare le letterine. Alla chiesa di San Domenico il concerto del coro dell'Associazione Santa Cecilia e domenica in piazza Cavour dalle 10:30 giochi e animazione per i bambini. Quindi sempre il trenino di Babbo Natale, la Sinfonia del Natale, la marcia del complesso bandistico Vincenzo Bellini in via Atenea alle 18:30 a Porta di Ponte, un coinvolgente spettacolo con luci e LED chiuderà quindi domenica in cattedrale, grande novena di Natale con canti e suoni natalizi siciliani della città. Nel corso delle altre settimane tante le sorprese che saranno via via svelate: arte, sport, musica, rappresentazioni teatrali e concerto. E intanto è stato realizzato anche un messaggio pubblicitario che vediamo. Christmas is here again. I've got all my favorite friends. We got a fireplace lighting up my favorite space. I'm calling all my boys and girls, family from around the world. Happy got the Santa hat on, singing all my favorite Christmas songs. The weather's howling at the dog that kissed the Christmas cat. You got my favorite sweet, hung it all up over the Christmas tree. Christmas is here again. I've got all my favorite friends. We got a fireplace lighting up my favorite place. It's here again. My favorite time, my favorite thing. E domani sabato alle ore 18
Si svolgerà nella solenne cornice della Basilica di San Domenico in Agrigento. Il coro Santa Cecilia eseguirà un interessante concerto natalizio patrocinato dal Comune di Agrigento. Il servizio. Si rinnova ogni anno durante il periodo natalizio una delle iniziative musicali più suggestive del cartellone delle manifestazioni artistiche in Sicilia, i concerti denominati Nativitas itinerari di musica e fede in Sicilia, giunti ormai alla 30ª edizione che il coro dell'Associazione Filarmonica Santa Cecilia di Agrigento sta realizzando nei principali centri isolani. Sabato sera alle ore 19, nella solenne cornice della Basilica di San Domenico ad Agrigento, il coro Santa Cecilia eseguirà infatti un interessante concerto natalizio patrocinato per l'occasione dal Comune di Agrigento. Quindi saranno eseguite per la cittadinanza belle pagine della grande letteratura musicale natalizia con melodie celebri della tradizione cristiana d'Europa che esprimeranno lo spirito di gioia e di festa che nei secoli ha accompagnato la nascita del Bambino Gesù. L'ingresso al concerto è libero fino a esaurimento del numero dei posti. A comunicarlo il presidente del coro Santa Cecilia di Agrigento, dottor Giuseppe Montana Lampo. E continuano le manifestazioni natalizie anche nella nostra provincia, tra questi il comune di Siculiana, a esibirsi i musici del gruppo della Nannaredda. Sentiamo in merito l'intervista al presidente Salvatore Balsamo. Noi siamo il gruppo Orchestre Nannaredda, da 41 anni che siamo costituiti. Ogni anno alletiamo le novene di Natale presso i quartieri del paese. Tutti vestiti di pastore, col mantello e quindi con i vari strumenti tradizionali come la bombarda, la cialamella, la zambogna, la chitarra, la fisarmonica, tutto completo. Il gruppo è formato da 18 persone. Il giorno 23 ci sarà il concerto in santuario perché l'anno scorso a causa della pandemia non abbiamo festeggiato i nostri 40 anni e quest'anno facciamo 40 anni più uno e quindi ci sarà questo concerto e per quella sera non ci saranno presepe nei quartieri e si fa tutto in chiesa. Dopo la novena ci sarà il nostro concerto in chiesa. Il gruppo dagli anziani ci sono solo io, quindi è sempre rinnovato ogni anno, sempre qualche elemento nuovo e quindi il gruppo continua sempre, quindi questo per noi è una gioia perché i ragazzi ci seguono. Siamo l'apice del Natale perché poi durante le notte, noi che precedono il Natale, le ultime 3 notti, gireremo per il paese di notte, quindi ci sono le famiglie che ci aspettano, ci danno qualcosa di degustazione e tutto e quindi per noi, per i siculianesi, la Nannaredda è una cosa che aspettano tutti. E il coordinamento provinciale dei Fratelli d'Italia comunica che Paola Antinoro, avvocato e già portavoce cittadino del partito della Meloni ad Agrigento, è stata nominata dal coordinatore regionale responsabile per la Sicilia occidentale del Dipartimento delle Professioni. Compito di Paola Antinoro, spiega il coordinatore regionale Giampiero Cannella, sarà quello di costruire un rapporto più stretto e sinergico tra il nostro movimento e la società civile. Giorgia Meloni è una leader in grande crescita di consensi anche nel nostro territorio e il partito vuole porsi quale interlocutore principale con le categorie e il mondo produttivo e professionale per costruire insieme un progetto di governo locale e nazionale. I nostri auguri all'avvocato Antinoro. E si è svolto a Palermo il premio internazionale dedicato al beato padre Don Pino Puglisi. Sentiamo in merito l'arcivescovo di Palermo Lorefice. Intanto grazie perché
Tutto questo anche quest'anno è stato reso possibile, soprattutto dopo l'interruzione che sappiamo quanto porta dietro a sé di un tempo veramente complesso, duro, però se oggi ci siamo vuol dire che sotto la cenere la brace è stata sempre accesa. E anche questa immagine vi vorrei consegnare, lì dove immediatamente troviamo motivi di scoraggiamento, i nostri amici che stiamo premiando stasera ce lo hanno testimoniato, non dobbiamo mai far prevalere direi il pessimismo e tantomeno il continuare a tenere il cuore desto. E quindi vorrei ringraziare veramente intanto tutti voi, gli ospiti, che stasera ci donate soprattutto una opportunità di tenere questo cuore acceso. Le testimonianze che noi sentiamo hanno in fondo questa finalità, far vedere come nella ferialità, nella ordinarietà, se riusciamo a custodire realmente un cuore autenticamente umano, si può fare molto e si può fare molto insieme. E io vorrei richiamare eventualmente Rino, se mi date l'opportunità, non so se c'è ancora. Rino, ci sei? Rino Martinez. C'è? Sicuramente arriva. Ecco Rino, perché intanto ti voglio ringraziare. Tu sai che io sono molto legato anche al Congo, che frequento dal 1990 e sono qui perché abbiamo la gioia di dirti che c'è un piccolo contributo che vogliamo dare a te per la tua associazione Ali per Volare, progetto Casa Alloggio dei Medici Congo, intitolata al Beato Padre Pino Puglisi. Io ho avuto modo di incontrare delle persone che mi hanno detto: Don Corrado, c'è questa somma, fai tu e noi siamo sicuri che andrà nelle mani giuste. E quando mi è stata data questa somma, io poi ho aggiunto qualcos'altro, però ho pensato subito a te. Per cui qui ho fatto un bonifico ieri, non è tanto, ma sono 5.000 euro. Quindi... Bella. Che bella sorpresa! Non è tanto, ma sono 5.000 euro. Sono tanti, l'emozione di Rino, bravo Rino. Questa è una bella sorpresa, grazie di cuore, perché sono tanti, perché noi raccogliamo attraverso la carità e Arcivescovo Corrado, insomma, è una persona che dimostra sempre la sua sensibilità. Niente, questo è un gesto importante che ci continua a far sperare che lì in Africa ancora, come dire, la gente invisibile può essere visibile. Grazie di cuore. Grazie, grazie. E passiamo ora alla linea alla regia per i consigli sugli acquisti. E a Roccalumera un grave incidente ha visto una donna travolta e uccisa da un camion mentre attraversava la strada. Tragedia a Roccalumera, piccolo centro della zona ionica messinese. Un'anziana che stava attraversando la strada è stata travolta mortalmente da un mezzo pesante. L'incidente si è verificato questa mattina all'ingresso lato sud del paese. La donna, una novantenne del posto, è deceduta sul colpo. Secondo una prima ricostruzione, l'anziana era appena scesa in strada dal marciapiede e si trovava sulle strisce pedonali per fare rientro nella propria abitazione. Improvvisamente però
per cause ancora in fase di accertamento, è stata colpita da un autocompattatore dei rifiuti che proveniva dalla rotatoria della statale 114. La vittima sarebbe stata agganciata con la parte laterale del mezzo e poi travolta dalle ruote posteriori. Il conducente si è subito fermato, ma per l'anziana non c'era più nulla da fare. Inutile l'intervento di 2 ambulanze del 118 provenienti dalle postazioni di Giardini Naxos e Santa Teresa di Riva. I carabinieri della stazione di Roccalumera e la polizia locale hanno avviato le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Il traffico ha subito rallentamenti ed è stato deviato su strade alternative per permettere i rilievi. Al via l'operazione Relax portata avanti dai finanzieri della Guardia di Finanza. Nella sala Relax della struttura Suor Rosina La Grua Ollus di Castelbuono venivano portati di peso, rinchiusi dentro con calci e pugni e poi venivano dileggiati. Il servizio. Un quadro desolante, quello emerso nella centralissima Palermo, cuore di questa Sicilia. Avrebbero dovuto prendersi cura di loro e invece, come mostrato dalle telecamere nascoste, li avrebbero derisi e picchiati, li avrebbero umiliati, costretti al digiuno, trascinati come secchi, rinchiusi in isolamento. Un manicomio uguale. E tutto ciò sarebbe avvenuto dentro una struttura gestita dalla Ollus Suor Rosina La Grua Ollus a Castelbuono, convenzionata con l'ASP e pagata con fondi pubblici. Un centro che accoglie 23 pazienti, tutti con gravi disabilità fisiche e psichiche, per i cosiddetti servizi di riabilitazione a ciclo continuo. I finanzieri del Comando Provinciale di Palermo hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare del GIP di Termini Imerese che ha disposto il carcere per 10 persone e gli arresti domiciliari per altre 7. 35 in tutto gli indagati accusati a vario titolo dei reati di tortura, maltrattamenti, sequestro di persona, corruzione, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, malversazione e frode nelle pubbliche forniture. Con lo stesso provvedimento il giudice ha disposto il sequestro preventivo della stessa Ollus, dei beni e delle disponibilità finanziarie per un totale di 6,7 milioni di euro. Per altri 5 indagati è scattato l'obbligo di dimora nel comune di residenza, mentre per altri 13 il divieto di esercitare attività professionali per un anno. L'operazione è stata denominata Relax. Le indagini delle Fiamme Gialle coordinate dalla Procura di Termini si sono sviluppate attorno 2 filoni principali. Il primo ha riguardato l'amministratore, soci della Ollus che ricostruiscono gli investigatori sarebbero riusciti a conseguire l'accreditamento con la regione e la successiva convenzione con l'ASP di Palermo grazie all'utilizzo di documentazione falsa, ottenendo nell'ultimo quinquennio, sotto la veste del no profit, erogazioni pubbliche per 6,2 milioni di euro. Di questi circa 470.000 sarebbero stati utilizzati per fini privati come la liquidazione di compensi non dovuti e non di certo per il fabbisogno dei pazienti o l'adeguamento della struttura, oltre all'ipotesi di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e di malversazione. Ricostruiscono. I Baschi Verdi vengono contestati anche episodi di corruzione di un funzionario dell'ASP di Palermo che avrebbe asservito stabilmente la propria funzione agli interessi economici dell'associazione in cambio dell'assunzione del figlio e della nuora. Tra le accuse anche quelle di frode nelle pubbliche forniture, essendo state fornite prestazioni sanitarie in favore dei pazienti ben lontane dagli standard qualitativi previsti. L'altro filone investigativo si è infatti concentrato sulle condizioni degli ospiti del centro e sul lavoro svolto da sanitari e paramedici che, come emerso, avrebbero posto in essere numerose e reiterate condotte attive e omissive, sottoponendo i pazienti a maltrattamenti tali da cagionare gravi sofferenze e umiliazioni. Io ne ho la certezza al 99% che gli alzano le mani ai ragazzi, Fin quando non ci sono le telecamere, sta cosa, noi non ce la togliamo e vedi che è un reato penale. Posso controllare se i bagni erano puliti, visto che c'era la
che non pulivano, visto che i ragazzi erano vestiti come gli zingari, visto che non li lavavano bene, visto che il mangiare faceva schifo, visto che la struttura non era pulita. Per fare ciò avrebbero rinchiuso, sia di giorno che di notte, ricostruiscono della finanza all'interno di un locale di pochi metri quadrati, completamente vuoto e privo di servizi igienici, denominato stanza relax, proprio i disabili, i quali stavano all'interno di quel tugurio anche per diverse ore. Durante l'isolamento imploravano di uscire, supplicavano di avere acqua e cibo, arrivando a dover anche espletare i propri bisogni fisiologici sul pavimento. Da qui la contestazione del reato di tortura formulata dal GIP, il quale ha evidenziato che gli ospiti del centro sono stati sottoposti ad un regime di vita che non è eccessivo definire contrario al principio di umanità e hanno scontato quotidianamente la pena della loro disabilità, subendo torture sistematiche che aggravano la loro condizione mentale. Le indagini hanno consentito inoltre di evidenziare l'arbitraria e massiccia somministrazione di terapie farmacologiche in danno degli ospiti disabili della struttura, riducendo l'impegno e il rischio di potenziali complicazioni nel corso dei loro turni di lavoro. Passiamo ora alle notizie sportive. La squadra del Licata Calcio ha pareggiato nella partita disputata contro la San Cataldese 1-1. Amarissima beffa per il Licata che in pieno recupero incassa il pari dalla San Cataldese dell'ex mister Giovanni Campanella su un'altra clamorosa indecisione del portiere Moschella. Al settimo, rete annullata per fuorigioco a Balistreri, scattato sul filo dell'offside. Al nono, Candiano si libera appena dentro l'area, ma dopo un controllo volante spara al lato di diversi metri rispetto alla porta difesa da Valenti. Al tredicesimo, Licata pericoloso, percussione esterna di Minacori, cross in mezzo su cui si avvita Samaché, il cui colpo di testa termina però al lato di poco. Al 23esimo, Cess sfonda da destra, mette in mezzo una palombella morbida e a Moschella battuto ci vuole un salvataggio sulla linea di Calaiò. Al 25esimo, Mazzamuto serve in velocità Samaché, che di prima lascia partire un destro centrale su cui Valenti replica bloccando a terra. Un minuto dopo, azione conclusa sugli sviluppi di un corner. Uscita a vuoto di Valenti e la deviazione di Balistreri per poco non genera un autogol con sfera sventata sulla linea. Al 29esimo il Licata passa, Samaché vince di forza un contrasto ed è lucido a servire la corrente Currò che deve solo spingere in rete il pallone del vantaggio giallo-blu. La prima replica dell'11 di Campanella al 35esimo con una palla sporca centro area su cui si avventa Balistreri, il cui piatto destro sorvola però ampiamente la traversa. Al 45esimo San Cataldese vicinissima al pari sugli sviluppi del primo corner a favore, stacco di Tuccio sul secondo palo e provvidenziale salvataggio di Caccetta appostato a copertura del legno. All'intervallo Licata meritatamente in vantaggio per quanto creato nella prima frazione di gioco. Apertura di ripresa con subito un brivido per la porta della San Cataldese, velenoso sinistro sul primo palo di Candiano su cui ci vuole un importante riflesso di Federico Valenti per sventare la minaccia. Al quarto d'ora stacco centrale di Balistreri su calcio d'angolo dalla sinistra con Moschella che l'aspetta lì e blocca senza affanni. Valenti si supera al 24esimo togliendo dall'angolino un sinistro a giro perfetto di Minacori indirizzato sul palo lontano. Un minuto più tardi lo stacco di testa di Samaché è alto sulla traversa. Al 33esimo lo stesso centravanti Maliano controlla al limite dell'area, si gira e lascia partire un destro che esce però centrale e viene bloccato ancora da Valenti. Al 94esimo la beffa per il Licata, un'innocua conclusione dalla distanza di Burchieri sorprende Moschella che si lascia scappare il pallone dalle mani per il pareggio finale. Dopo il triplice fischio, animi surriscaldati e uscita dal campo a nervi tesissimi per un Licata che fatica a mandare giù l'ennesima beffa nel recupero. E questo è tutto per oggi per TV Notizie, vi diamo appuntamento alla prossima edizione.